Apriamo questa pagina del telegiornale con il secondo ospite presente nel nostro telegiornale, il dottor Giovanni Del Bene, consigliere comunale a Pordenone, lista del Ben SEL Italia dei Valori. Buonasera e grazie per essere presente nel nostro telegiornale. Allora, scatti d'autore, perché anche oggi abbiamo una serie di scatti fotografici realizzati dal consigliere comunale Del Bene, che è attento alla realtà cittadina. Intanto un bel arcobaleno questa mattina, un bel esordio, un bel inizio di giornata. Alle 8 questa mattina abbiamo anche la foto realizzata appunto per quanto riguarda Pordenone. Ecco, la regia ce la mostra. Era anche... solo per dire che la nostra giornata comincia presto al mattino e sappiamo anche cogliere gli elementi di novità che troviamo intorno. Campanile di San Marco e poi lo sfondo delle nostre montagne in Biancavallo. Perché Pordenone non è solo Pordenone, ma deve porsi al centro del Friuli occidentale. Ecco, questo bellissimo arcobaleno, l'arco, insomma, il ponte tra la terra e il cielo. Allora, però poi ovviamente ci sono altri scatti che riguardano altre realtà di Pordenone, qualcosa che non va e che bisogna mettere in evidenza. Pozzanghere in via Oberdan e quindi di servizi, disagi per i cittadini. Vediamo anche questo rospo, questa rana, adesso lo vediamo in preview, lo vedrete, che così galleggia sopra la superficie di uno stagno, di un corso d'acqua un po' trasandato nell'area del Bronx. Insomma, nell'area del Bronx i rospi si trovano a loro agio, aspettano che a Pordenone tornino le piogge, perché non sempre le strade drenano bene l'acqua che dovrebbe essere. Magari con i prossimi provvedimenti forniremo a tutti, quando scendono dal treno, anche degli stivali, perché questa è la zona davanti alla stazione dove comincia il marciapiede, e lì è inesorabile che una persona ha gli stivali da pesca oppure o va vicino alle macchine con il rischio che c'è. Allora io mi chiedo, queste situazioni di cose da migliorare, mica le vedo solo io. Diciamo che la mia macchina fotografica le registra, dopodiché le mettiamo a disposizione, fra virgolette, dall'amministrazione comunale, non perché se vuole faccia, ma perché sono cose che devono essere fatte, possono essere fatte, costano poco, per tempi e anche in tempi brevi. E c'è anche il personale per fare, no? Certamente. Allora, la qualità si vede dai dettagli. Uno che arriva a Pordenone e vede quelle situazioni dice che Pordenone non ha oggi, nonostante Pordenone elegge, quella dignità di dover essere una città con la C maiuscola, una città che è fatta per le macchine, ma anche per chi va in bicicletta e perché no anche per chi va a piedi. Cioè dobbiamo essere contenti di avere le mani pulite, le strade a posto e i marciapiedi percorribili senza dover avere acqua. E poi abbiamo visto anche una bicicletta piena di foglie, perché così magari con il maltempo, correndo in bicicletta, qualcuno ha anche proceduto alla raccolta delle foglie secche. Allora, stamattina passavo in via Bertossi e giusto di fronte alla Galleria d'Arte Moderna ho visto un esempio di arte moderna, forse un po' troppo, ma quello lì è anche davanti alla sede dei lavori pubblici del comune, e quella è una vecchia bicicletta, chissà da quanto tempo è lì, che qualche settimana fa sicuramente era nella roggia dietro la catina, per capirci, ed è stata ripescata e messo lì. Domanda: è mai possibile che Pordenone, la veda poi anche città del ciclismo, con un velodromo intitolato a Bottecchia, abbia in giro quelle specie di biciclette e che la gente lo lasci lì? Ecco, tra l'altro poi anche degli atti di vandalismo che si stanno ripetendo in città e che ho personalmente più volte potuto riscontrare e notare, soprattutto in centro città. Molti cittadini magari parcheggiano le biciclette negli appositi spazi o le appoggiano magari a qualche colonna, insomma magari sono anziani eccetera, le biciclette vengono danneggiate, ci sono delle persone che così con tanta cattiveria magari rompono di proposito le ruote, ci salgono sopra, e questo veramente è anche brutto e fa male vedere che ci sono delle persone anche con questo senso di inciviltà gratuita. Magari una telecamera ben visibile farebbe sicuramente molto più bene alla gente che quei maledetti Vista Red che sono messi lungo la Pontebanna. Ma quelli fanno cassa. Ma quelli fanno cassa, dove una bella rotonda risolverebbe. Allora, mettiamo le telecamere che servono dove che servono. E se si sa che la gente è osservata, stupidaggini ne fa sicuramente meno. Dopodiché, eventualmente, parlo da medico legale, saremo anche in grado di capire chi è stato e magari andare anche a casa
dei genitori, di chi non interviene, ecco, quando i propri ragazzi fanno così. Come quelli che alla sera, magari non tanto tardi, fanno anche la pipì sui muri proprio in centro città, dietro il Teatro Verdi e altre vie limitrofe, però, senza diciamo nessuna vergogna. Città tenuta pulita, con tutto a posto, stimola anche ad essere molto più ordinati e non vandali nelle cose che ci sono. Poi la mia esperienza personale, quando lavoravo a Bronx, avevo una biciclettina Graziella, quando andavo al tribunale, me la sono trovata senza manubrio, senza bicicletta e senza sella, e ne ho comprata un'altra. La mitica Graziella. Senta, per concludere, tra l'altro, la buona notizia è che c'è la convocazione ufficiale del Consiglio Comunale per lunedì 26 settembre alle 18, tra i vari ordini del giorno anche quelli presentati dallo stesso Del Bene e altri consiglieri comunali, per quanto riguarda nel quale si chiede appunto che il Comune di Pordenone desista da sostenere tutte le iniziative volte alla scusate, andiamo a precisare. Il comune non opti per la soluzione dell'inceneritore, quindi portare il combustibile da rifiuto, CDRQ, negli inceneritori, ma così rafforzi il senso della raccolta differenziata. Sì, allora l'auspicio è che poi tutto ciò che viene raccolto differenziato si dica anche dove va a finire, perché certo, questo rafforza le scelte. Dopodiché sulla nostra mozione, che è fatta anche insieme a Rossi, Zannolin, Pasuta, Marilli, quindi siamo 5 consiglieri di centro-sinistra, ci tengo a dirlo, no? Fate opposizione? Sì, c'è questa proposta che dice che nel comune né le partecipate, e su queste partecipate si comprende anche SNUA, perché altrimenti si rischierebbe di essere ipocriti per dire io comune non lo faccio, lo fanno i miei. Allora chiederemo al Consiglio Comunale che il sindaco si esprima, che dice che la provincia di Pordenone non ha bisogno di incenerire i rifiuti, meno che meno in un nuovo impianto e meno che meno in un cementificio, perché dobbiamo pensare alla nostra generazione e alla salute di quelle che vengono dopo. Bene, noi ringraziamo quindi per la sua partecipazione al telegiornale di Videoregione il dottor Giovanni Del Bene, consigliere comunale a Pordenone, lista Del Bene, SEL Italia dei Valori. Grazie e buon lavoro, e quindi aspettiamo nuovi scatti fotografici.